Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Messina è incubo espropri. Al Palacultura apre lo sportello per rispondere ai dubbi dei residenti nelle aree interessate dal progetto del ponte sullo stretto. Proteste dei comitati del no. Investimenti giganteschi sulle infrastrutture in Sicilia. Il presidente Schifani e l'amministratore delegato di WeBuild Salini promettono nuove strade, ferrovie e posti di lavoro legati alla costruzione del ponte. Sicilia senza acqua, mezza gela è a secco, la crisi idrica mette in serie difficoltà tutto il settore agricolo. L'allarme di Legambiente Sicilia, rischiamo un'estate drammatica. Stalle abusive e scommesse illegali, un fenomeno in mano alla criminalità organizzata. A Catania ancora sequestri di cavalli utilizzati per le corse clandestine. Nuova intimidazione all'imprenditore anti-racket Domenico D'Agati in cantiere a Torretta, nel Palermitano. Gli operai trovano una croce e una lettera con su scritto «Finirai di vivere». Ad Alicudi, piccola isola delle Eolie, ci sono più capre che persone. Il sindaco vuole regalarle agli allevatori che ne fanno richiesta, ma gli ambientalisti protestano temendo il macello. Calcio, il Catania perde ancora e sprofonda in classifica. Per evitare i play-out sarà decisivo il derby di domenica prossima contro il Messina, vittorioso contro il Monterosi e virtualmente salvo. Trapani fa festa e torna nel calcio professionistico, i Granata imbattuti in Serie D vincono anche il big match contro il Siracusa e ritrovano la Serie C dopo 4 anni di attesa. Ancora ben trovati a Messina. Oggi pomeriggio l'apertura dello sportello Ponte sullo Stretto per fornire informazioni a chi avrà espropriata la casa. Fuori invece il sit-in di protesta dei comitati No Ponte. Francesco Triolo. Le perplessità per molti restano. L'idea di dover abbandonare la casa dove si è vissuto per anni non piace a nessuno. Al Palacultura è stato il primo giorno dello sportello con il quale la Stretto di Messina proverà nei prossimi mesi a chiarire le posizioni di tutti i residenti che ricadono nelle aree interessate dal progetto. Io non sono d'accordo, mi legherò con le catene e vediamo chi mi butta fuori poi. Dopo 13 anni che io ho comprato casa e devo pagare ancora 7 anni di mutuo. Sono soddisfatta perché hanno risposto alle mie domande, ma non hanno minimamente diminuito le mie preoccupazioni e il mio allarme, perché io lì non ci potrò abitare. Si parla sempre più spesso di questo ponte e temiamo che si realizzi, Noi abbiamo una casa, saremmo espropriati al 100%, una casa dove abbiamo fatto tra l'altro dei lavori importanti, perché per 30 anni si è parlato di ponte e non si era mai realizzato, quindi finalmente ci eravamo decisi l'anno scorso con un tempismo direi perfetto. Quindi. Lo sportello resterà aperto sino al mese di giugno, già raggiunte le 230 prenotazioni, ma tante altre si prevede che ne arrivino. Fuori al Palacultura gli attivisti No Ponte, che continuano a contestare l'opera e, carte alla mano, cercano di dare indicazioni ai residenti prima del confronto con i tecnici della Stretto di Messina. Preoccupazione e poi siamo pure incazzati neri perché questo ponte proprio non sa da fare. La sua casa dove ricade? È proprio lì dove dovrebbe sorgere questo meraviglioso ponte che risolverà tutti i problemi di Messina, della Sicilia, della Calabria e di tutta l'Italia. E mentre a Messina si protesta, a Palermo il presidente della regione Renato Schifani insieme all'amministratore delegato di WeBuild Pietro Salini presentano le nuove infrastrutture, ferrovie e strade che saranno costruite appunto in questo periodo e che saranno strategici per rivoluzionare i trasporti. Il servizio di Marco Gullà.
Cantieri, lavoro, assunzioni. Sono 7.000 i posti di lavoro stimati necessari nel complesso per realizzare i grandi progetti che Webuild ha in corso in Sicilia, con 1.700 persone già oggi impegnate nei cantieri. Obiettivo del gruppo è contribuire a rivoluzionare la mobilità sostenibile dell'isola nei prossimi anni, in particolare sulla direttrice Palermo-Catania-Messina. Non solo ponte sullo stretto quindi, ma tanti interventi a corredo per rendere l'isola, anche sull'asse ferroviario, maggiormente fruibile. Dati emersi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Torre. Abbiamo firmato mesi or sono un protocollo con Webuild perché formi i nostri giovani e poi li assuma. Siamo convinti che questo accordo verrà rispettato, già i primi risultati si sono visti con un primo centinaio di assunzioni, si stanno formando altri 500 giovani che verranno assunti, ma il programma complessivo è l'assunzione di ben 7.000 unità siciliane, di giovani siciliani che lavoreranno qui. Investimenti e cantieri e poi formazione e relazioni con le università locali. Stiamo facendo una cosa importante di questo nostro lavoro, è quello che si confronta sempre con le persone, si confronta con i ragazzi, si confronta con il mondo del lavoro e oggi il piano di investimenti che la Regione sta vivendo è gigantesco. Finalmente vedremo viaggiare i grandi carri per le merci, anche qui un nuovo modo di concepire il trasporto in previsione della cerniera strategica che sarà il ponte sullo stretto, ha detto invece il presidente di RFI, Dario Lobosco. E adesso la crisi idrica che colpisce anche Gela, mezza città a secco, adesso si rischia un'estate drammatica. Il servizio di Gerri Italia. Mezza Gela è a secco. Dall'11 marzo Siciliacque ha ridotto i quantitativi di acqua in tutta la provincia di Caltanissetta. In totale sono circa 100 litri al secondo in meno, circa il 22% in meno dei quantitativi forniti a Caltacqua. E mentre il governo Schifani chiede lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica sull'isola, l'azienda che gestisce il servizio idrico in città ha adeguato il piano di emergenza, tagliando sia il numero di ore di distribuzione che le turnazioni distributive. Intanto i rubinetti rimangono a secco in diversi quartieri e i cittadini scendono in piazza. Non se ne può più, è una settimana forse più che non viene l'acqua. Siamo in Africa, i paesi, vedete voi, è un paese civile come Gela, è una vergogna, no? Andare a cercare l'acqua, comprare l'acqua, non se ne può più. Strade adiacenti alla nostra hanno avuto l'acqua anche per 24 ore di fila, noi invece neanche 10 minuti per poter anche sopperire ai servizi igienici a casa. Poi per il resto che cosa le posso dire? Speriamo che qualcuno si muova. Sono andata io a casa dei parenti a farmi la doccia. Dopo 10 giorni c'è che manca l'acqua, a secco proprio, a secco. Ora sta arrivando, ora, proprio a momenti. Non si può. Io 300 euro d'acqua ho pagato. Problemi drammatici anche nel settore agricolo, dove le condizioni critiche degli invasi amplificano la crisi. Un allarme lanciato da tempo da Legambiente Sicilia. Ad oggi nei diversi invasi artificiali siciliani l'acqua contenuta è di gran lunga sotto la soglia delle prossime necessità, scrivono gli ambientalisti. E Legambiente punta i riflettori anche sulle proposte progettuali per la ripresa di infrastrutture dimostratesi fallaci già da tempo. Centinaia di milioni di euro che rischiano di finire nel calderone dei grandi appalti, terreno privilegiato della criminalità organizzata. Confagricoltura intanto chiede misure straordinarie per le imprese sulla scia di quanto accaduto in Emilia-Romagna nel post-alluvione. E proprio sulla questione della crisi idrica è intervenuto oggi pomeriggio il Presidente della Regione Renato Schifani, che dice la carenza di piogge con una riduzione del 22% delle precipitazioni nel 2023 ha determinato una situazione, dice il Presidente Schifani, un po' critica, ma al momento non rappresenta un'emergenza. Le alte temperature di questi mesi hanno prosciugato gli invasi, rendendo la situazione idrica appunto un po' critica. Vorrei comunque scongiurare gli allarmismi, dice Schifani, invitare i turisti a venire in Sicilia, perché dice non si rischia l'emergenza idrica. Il Presidente ha spiegato anche che la Regione è pronta a organizzare dei sistemi di approvvigionamento, quindi non ci sarà un'emergenza e non vedo il pericolo di grandi navi da cisterna. Attendiamo comunque copiose precipitazioni a maggio, insomma, che potrebbero allontanare le paure. Speriamo bene, insomma, le piogge fino ad oggi in realtà non si sono viste. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di stalle abusive a Catania, oltre una decina, quelle scoperte negli ultimi giorni proprio dalle forze dell'ordine. Un fenomeno che ne cela uno più grande, più pericoloso, le corse clandestine dei cavalli, dove a scommettere sono i gruppi criminali. Adelaide Barbagallo.
Alloggi di fortuna, garage fatiscenti. Nel reticolo di strade del quartiere San Cristoforo di Catania la polizia continua a scoprire stalle abusive e cavalli in pessime condizioni igienico-sanitarie. Oltre 20 gli animali sequestrati e più di 10 le stalle trovate negli ultimi periodi. La raffica di denunce non ha sosta. Ma cosa si cela dietro questo proliferare di stalle e allevamenti abusivi? Ci spiega il fenomeno il direttore della divisione anticrimine della polizia di Catania, Salvatore Montemagno. In certi quartieri avere un cavallo è una sorta di status symbol. Basta fare un giro a San Cristoforo, a Picanello, ma anche a San Giovanni Galermo e nei muri si possono scorgere stemmi di scuderie. A Catania i gruppi criminali posseggono una o più stalle. Alcuni cavalli sono di grossa stazza e dai calessi, dai farmaci dopanti trovati e da altri dettagli si può facilmente intuire che sono destinati alle corse clandestine, diverse quelle interrotte dagli agenti. Gli scommettitori si danno appuntamento all'alba, riescono a chiudere perfino delle strade interprovinciali. I cavalli lanciati al galoppo vengono spronati con urla, suoni di clacson e colpi di frusta. Tutto spesso va a finire sui social. Alta la posta in palio, decine di migliaia di euro. Talvolta però la vittoria vale più per un'affermazione di potere e di prestigio che per le vincite in denaro, come è avvenuto tempo fa sui tornanti dell'Etna, dove a contendersi il premio finale c'erano 2 scuderie tutte particolari, quella di Picanello e quella di San Cristoforo. Finirai di vivere in un biglietto, una nuova intimidazione per un imprenditore edile che dal 2012 denuncia il racket e le connivenze mafiose. Nonostante tutto si rivolge agli altri imprenditori e dice: rifarei tutto, denunciate anche voi. Il servizio di Roberta Lunghi. Un biglietto con scritto "finirai di vivere" e una croce. È l'ultima intimidazione mafiosa a Domenico D'Agati, imprenditore edile palermitano, trovato all'interno del suo cantiere a Torretta. Per lui, divenuto manifesto antimafia dal 2012, quando ha iniziato a denunciare il racket, il sogno di creare bellezza con l'edilizia resta intatto, nonostante a tentare di infrangerlo ci abbia pensato la mafia. Rubarono un camion, gli bruciarono un escavatore, gli fecero trovare anche una testa di capretto. Gli uomini della famiglia mafiosa che lo minacciarono furono arrestati durante le operazioni dei carabinieri Argo e Pantarei. All'inizio pagavo perché non c'erano le condizioni per denunciare, aveva dichiarato durante i tanti interventi a telecamere accese. Poi la ribellione, un comandante dei carabinieri che gli ispirò fiducia e gli diede l'input ad andare avanti, denunciando le richieste del racket ma anche le connivenze tra mafia e istituzioni, così come la poca attenzione da parte dello Stato nei confronti di chi denuncia. Il suo agire è l'altra faccia della medaglia rispetto ad esempio ai 31 commercianti del quartiere Brancaccio accusati di favoreggiamento per avere negato di aver pagato il pizzo. Il sogno di D'Agati ha vacillato quando nel 2018 ha dovuto dichiarare fallimento della sua impresa. Nel 2021, ci racconta al telefono, ho ripreso dopo tanti anni di stop e il sogno, come le denunce, hanno ripreso vigore, seppure con le difficoltà che in Sicilia ha chi esce da un fallimento. Tutto fino a oggi, a quel biglietto doloroso che nonostante tutto lo porta a ribadire agli altri imprenditori: rifarei tutto, non state in silenzio. Intollerabili episodi di violenza a Catania e Messina. In via Sant'Eupleo, un medico e l'autista di un'ambulanza sono stati aggrediti da 2 ragazzine. Il servizio di Tonino De Mana. Medico e soccorritore del 118 aggrediti da 2 adolescenti in pieno centro a Catania. Un anziano di 84 anni selvaggiamente picchiato da 4 ragazzini a Messina. Sono gli ultimi inquietanti episodi di una violenza cieca e gratuita che vede protagonisti giovani, a volte addirittura sotto i 14 anni. Bambini o poco più, protagonisti di gravi fatti di cronaca come le aggressioni a Villa Bellini o il pestaggio a 2 operatori del 118 che stavano prestando soccorso in un'abitazione di via Sant'Eupleo. È all'altezza del civico 30 che 2 minorenni, forse in preda ai fumi dell'alcol, se le danno di santa ragione, ma quando interviene il personale del 118 a sua volta riceve una buona reazione di schiaffi, pugni e calci. Un atto deplorevole, deprecabile e che noi speriamo sempre che non succedano più, ma purtroppo questo è il fenomeno e va assolutamente combattuto. Non è assolutamente giusto perché loro sono, ricordiamoci, degli angeli del soccorso, sono coloro che effettuano il primo soccorso e quindi anzi bisogna sostenerli. Una spirale di violenza agli operatori di soccorso che non accenna a diminuire, tanto da rendere necessari provvedimenti urgenti. Noi ci stiamo muovendo
valuteremo come farlo al più breve, dei corsi di autodifesa per quanto riguarda gli autisti soccorritori e anche, perché no, delle webcam da mettere all'interno di ogni equipaggio che serva proprio da deterrente nei confronti di questa aggressione. E a quanto pare a Messina è bastato soltanto un rimprovero o un invito alla prudenza per fare scattare l'aggressione di 2 giovani a bordo di altrettanti scooter ai danni di un 84enne che si trovava insieme al nipotino nei pressi della panoramica dello Stretto. L'anziano è stato trasportato all'ospedale Papardo e in queste ore sarà sottoposto ad una TAC per verificare eventuali danni. Coltello alla mano terrorizzava i commercianti di Belpasso. È stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 39enne autore di una rapina e di un colpo fallito dopo una colluttazione con gli esercenti di una farmacia. Il servizio. Era riuscito a terrorizzare i commercianti di Belpasso, nel catanese, dove coltello alla mano aveva svaligiato le casse di una tabaccheria e dopo 6 giorni aveva tentato di farlo in una farmacia, dove però è stato costretto a fuggire dopo una breve colluttazione con i farmacisti. Proprio durante la fuga l'uomo è stato bloccato dai carabinieri. Sono state le telecamere dei sistemi di videosorveglianza a svelare agli investigatori le modalità identiche di azione e la fisicità del rapinatore, agile nel suo saltare sul bancone degli esercizi commerciali. I carabinieri di Belpasso hanno così arrestato un pregiudicato di 39 anni, servendosi nelle indagini anche delle testimonianze dei dipendenti e grazie alla conoscenza dei soggetti criminali sul territorio hanno ipotizzato si potesse trattare per entrambi gli episodi proprio dell'uomo arrestato, capace di agire con estrema sicurezza e freddezza anche al cospetto di numerosi clienti all'interno dei locali. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere in Piazza Lanza a Catania. E sempre a Catania un posteggiatore abusivo è stato arrestato per tentata estorsione dopo aver minacciato un automobilista che si era rifiutato di dargli del denaro. È accaduto in piazza Turi Ferro. A chiamare la polizia è stata la vittima che si è chiusa nella sua auto. L'arrestato è un sudanese di 41 anni senza fissa dimora. E adesso ci spostiamo alle Eolie per una notizia che fa sorridere, però insomma è davvero particolare perché troppe capre da Licudi nell'isola delle Eolie sono 6 volte superiori agli abitanti che non ne possono più perché dicono rovinano tutto. Il sindaco attraverso un bando nazionale le regala agli allevatori italiani che ne fanno richiesta, ma sono contrari gli animalisti che adesso temono il macello. Ci racconta tutto Adelaide Barbagallo. Ad Alicudi, l'isola più piccola e selvaggia delle Eolie, famosa per le strade adatte più agli asini che alle auto e per le scene del film Caro Diario di Nanni Moretti, ci sono più capre selvatiche che abitanti. Sono oltre 600, mentre i residenti 100. Vivono libere e felici. Sono molto distruttive, lamentano gli abitanti dell'isola. Stanno danneggiando sentieri, vasche dell'acqua, orti, muri a secco dichiarati patrimonio dell'UNESCO. Divorano arbusti e piante della riserva naturale. Un'emergenza a cui Riccardo Gullo, il sindaco di Lipari, da cui dipende Alicudi, e la regione, attraverso un bando, hanno risposto offrendo i capi in dono agli allevatori, a cui al massimo possono esserne date 50. Tantissime le richieste arrivate, commenta soddisfatto Gullo. È una follia, tuonano gli animalisti. Anziché provvedere a sterilizzare le capre e a chiederne il riconoscimento come animale autoctono da proteggere, il primo cittadino regala le capre agli allevatori e lo chiama pure provvedimento soft. Un tempo incontrarne una era un'attrazione turistica, oltre 10 anni fa l'inizio della riproduzione incontrollata, dovuta pare alla fuga da certi allevamenti di alcuni capi. Ora la faccenda dei caprini nell'arcipelago delle Eolie, il fenomeno in misura minore è presente anche nelle altre isole, è di carattere nazionale, una storia però talmente incredibile che se ne parla perfino all'estero. In Italia c'è un'isoletta dove regalano le capre perché sono più degli abitanti. E restiamo in qualche modo alle Eolie perché il diritto alla salute è negato e calpestato. Sit-in dei comitati di Lipari, Barcellona, Pozzo di Gotto e Milazzo, uniti in assemblea permanente nella maggiore delle isole delle Eolie. Il pronto soccorso e il punto nascita resteranno i nodi centrali, mentre nelle isole arriva lo stop ai collegamenti navali integrativi gestiti dalla regione. Servizio. Non vogliamo più ascoltare
non vogliamo più ascoltare, lo ripeto, tutte le vostre scuse, tutte le vostre bugie che ci avete propinato per anni, anche venendo qui sui nostri territori e facendo delle promesse inutili. Un appello alla politica perché ci siano più ospedali e meno affari. Con questo slogan gli abitanti delle Isole Eolie sono scesi in piazza rivendicando l'universalità del diritto alla salute, secondo i manifestanti negato e calpestato, soprattutto in aree marginali e periferiche del paese. Non abbiamo più delle sale operatori funzionanti, non abbiamo medici, anestesisti, non abbiamo ortopedici, non si può nascere a Lipari. Un picchetto che ha unito i territori di Lipari, Milazzo e Barcellona, tanti quanti distretti sociosanitari, proprio a seguito della istituzione dell'Assemblea Permanente per la Salute Pubblica. Un grido di allarme dunque che si estende ancora di più al serpeggiare dell'idea per molti di abbandonare le isole per vivere dove esiste maggiore tutela alla salute. Molta gente d'inverno è costretta anche a lasciare le isole e vanno soprattutto gente di una certa età, vanno dai figli oppure chi ha delle case, si sposta e abbiamo lo spopolamento appunto isolano. Prossimo appuntamento alle Eolie fissato per sabato 13 aprile a Lipari, prima della grande manifestazione a Milazzo il 17 maggio. Il tutto nella giornata in cui è iniziata la sospensione dei collegamenti integrativi con le Eolie delle navi Caronten Tourist operanti in convenzione con la Regione. Dopo bandi andati deserti e annunci di soluzioni epocali con la stagione turistica avviata, questo è un colpo per le isole. Così Cristian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole di Sicilia, e si preannuncia una nuova battaglia per la tutela dell'economia del territorio. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, cominciamo con il Catania che perde nuovamente in campionato, la Virtus Francavilla si impone per 1-0 e decreta il terzo stop consecutivo per gli uomini di Zeoli, sempre più invischiati nella lotta per evitare i play-out. Marco Carli. Nemmeno la conquista della Coppa Italia ha cambiato le cose. Quello spirito, quella voglia che i rossazzurri hanno messo in campo col Padova sono spariti. La squadra che ha inseguito il risultato in finale, seppur favorita dall'espulsione degli avversari, ha lasciato spazio alla consueta versione del campionato. Un gruppo che sembra senza anima, sicuramente inconcludente. Insomma, un film già visto, il solito della stagione come dimostrano i numeri. 16 sconfitte, 3 di fila. Catania penultimo per rendimento nell'anno solare in corso. Solo il Brindisi ha fatto peggio nel 2024. La Turris, sconfitta in casa dall'Avellino, lascia ancora il destino salvezza nelle mani dei rossazzurri, ma è ovvio che il cammino deve cambiare, decisive le ultime 3 e soprattutto il prossimo derby col Messina. Ancora siamo artefici del nostro destino, è chiaro che noi dobbiamo fare qualcosa di più, tanto di più, e in questo momento non ho mai chiesto niente, chiedo un po' di compattezza, tutto l'ambiente, tutte le situazioni, è chiaro che non possiamo chiedere questo se poi non facciamo determinate cose da domenica prossima. In casa della Virtus Francavilla decide artistico giovane bomber di razza che segna ancora il Catania e che nel primo tempo aveva anche colpito un palo. Dei rossazzurri, come detto, nessuna traccia o quasi, è una corsa per evitare i play-out maledettamente complicata. In questo momento pure le cose più semplici diventano insormontabili. Ripeto, siamo ancora artefici del nostro destino. Con il successo sul Monterosi, il Messina ha compiuto passo decisivo verso la salvezza. Domenica prossima derby a Catania, disponibili Emmaus e Polito che hanno scontato la squalifica. Sergio Colosi. Il Monterosi si conferma portafortuna del Messina, che si rilancia come all'andata e ipoteca la salvezza. Rosafio e Plescia hanno firmato il ritorno alla vittoria dopo oltre un mese, nonostante la parentesi negativa del gol di Eusepi nella ripresa e gli errori sotto porta di Giunta e Zunno. A fine gara Giacomo Modica ha anche parlato della prossima stagione. Ancora una volta devo elogiare questa squadra perché dopo la settimana di Castellammare eravamo stati giustamente anche un po' criticati, perché questo è il calcio e tutto gira intorno ai risultati, e quindi una prova di grande maturità l'hanno espressa anche oggi. A
A fine gara Giacomo Modica ha anche parlato della prossima stagione. Si può anche parlare di futuro, ma si devono fare le cose per bene. Se ciò non è possibile, arrivederci, è stato bello, vi bacio a tutti, vi ringrazio e ognuno va per la sua strada. Non chiudo porta, ma voglio essere chiaro che non siamo qua a elemosinare un contratto, siamo solo certamente convinti di dover poter fare qualcosa di importante per il Messina. Domenica prossima derby a Catania. Torneranno disponibili Emausso e Polito, da valutare in settimana il recupero di Ortisi e Lia, presenti in panchina contro il Monterosi, ma ancora sotto osservazione dopo i rispettivi infortuni a Castellammare di Stabia. E adesso vi raccontiamo la festa del Trapani che celebra la promozione in Serie C dopo aver battuto il Siracusa, quindi celebra così il ritorno nel calcio professionistico. Il servizio. Trapani, piazza storica del calcio isolano e non solo, torna tra i professionisti dopo 4 anni di attesa ed è festa al provinciale in città. I Granata hanno dominato il campionato e la stagione, 26 vittorie, 4 pareggi, nessuna sconfitta. La finale di Coppa Italia di Serie D conquistata e la promozione in C ottenuta contro l'altra grande protagonista del campionato, il Siracusa, che ha fatto benissimo e che adesso pensa a play-off e possibile ripescaggio. Ha deciso Balla con una grande conclusione dalla lunga distanza in avvio di ripresa, scatenando la festa. Trapani vive una grande rinascita nello sport. Antonini, oltre al calcio, sta riportando in alto anche il basket, patrimonio storico della città. Il salto di categoria che non è solo quello di andare in Serie C, ma quello di avere cominciato a costruire qualcosa di importante. Il primo giorno che sono andato qui, ho fatto la conferenza stampa di presentazione, avevo gli occhi di fronte di persone che mi guardavano un po' come se fossi un pazzo. E dentro di me pensavo che tutta quella era energia positiva, perché mi spingeva ancora di più a tentare di realizzare quello che ho realizzato. Promozione arrivata con 4 turni d'anticipo in campo. Come detto, è stata una cavalcata incredibile per tutta la stagione, con un condottiero siciliano di Catania, Alfio Torrisi, alla fine ovviamente entusiasta. Oggi a fine partita uno dei giocatori più rappresentativi di questa squadra mi ha detto: mister, ma che hai combinato? E questo per me vale tanto, perché vuol dire che si è fatto qualcosa di importante soprattutto nella gestione dei valori umani. Complimenti al Trapani, questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.